Buonasera. Allora noi commenteremo il sondaggio che in realtà fa parte di un monitoraggio che proprio per la trasmissione nel corso del tempo facciamo. Quindi le domande sono le stesse che abbiamo posto più o meno un anno fa, quando l'abbiamo fatto, quindi vedremo anche gli scostamenti rispetto alla precedente edizione. La slide, ad esempio, con cui partirei è la numero 2, in cui abbiamo chiesto ai nostri intervistati tra queste preoccupazioni che vengono elencate, connesse all'immigrazione, quali temono di più. Allora c'è da dire innanzitutto che spesso gli intervistati fanno hanno la capacità... Vediamo i dati, Giorgio. Sì, andiamo a vedere. Allora la microcriminalità è in testa naturalmente, col 33,6%. Segue la miglior possibilità degli immigrati di accesso ai servizi sociali, che è una cosa che incute molto timore, 23,8%, quindi la perdita delle nostre identità e delle nostre tradizioni, 14,6%, di fatto che portino via i posti di lavoro agli italiani, 7,9%, il legame col terrorismo praticamente infimo, 0,8%, e invece c'è un 20% buono, quindi 1 su 5, che non ha nessuna preoccupazione legata all'immigrazione. È solo 1 su 5 che non ha nessuna paura. Prego? È soltanto 1 su 5. È soltanto 1 su 5, però 2 anni fa era molto peggiore. Ragazzi in studio, seconda domanda, Giorgio, cosa... Sì, a proposito allora degli immigrati irregolari questa volta, perché spesso si fa confusione, che cosa ne pensa della proposta di dare il diritto di voto per le elezioni, per le elezioni amministrative anche agli immigrati irregolari? Questa è una domanda che facemmo anche l'anno scorso. I risultati sono che... regolari. Prego, regolari. Le facciamo anche l'anno scorso, i favorevoli sono il 57,8%, il contrario il 32,8% e nei favorevoli e nei contrari un 9%. È un dato in lieve calo rispetto alla volta precedente. Abbiamo chiesto agli intervistati quanto sono d'accordo con questa affermazione. Gli immigrati sono un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza delle persone. Anche questo aveva un confronto con l'anno scorso, ma il dato è che moltissimo lo esprimono il 10% degli intervistati, molto il 23,1%, poco un 45,3% e per nulla un 21,4%. Il dato è in calo forte rispetto al 2006, ad esempio, quando il fenomeno era molto più sentito.